Cresce ancora l'economia del Friuli Venezia Giulia nonostante le tensioni commerciali provocate dai dazi americani e l'incertezza geopolitica. Nel 2025 il PIL regionale è aumentato dello 0,7%, ma la crescita è inferiore all'1% dell'anno precedente. È quanto emerge dal rapporto L'economia del Friuli Venezia Giulia presentata oggi a Trieste dalla Banca d'Italia. Il complesso positivo che è quello di una lieve crescita del prodotto regionale, 0,7%, abbiamo stimato, l'anno scorso era stato 1%, è un dato leggermente superiore a quello nazionale che è 0,5%. L'altro aspetto positivo è la ripresa del settore manifatturiero, che invece nei 2 anni precedenti era stato connotato da un calo del valore aggiunto e un calo anche dell'export. Quindi abbiamo anche una ripresa, una crescita delle esportazioni dell'1,9% in termini reali, al netto della cantieristica che noi tendiamo a escludere perché ha delle fluttuazioni, cicli produttivi pluriennali che rendono un po' più complicata l'analisi. Banca Italia fotografa un'attività economica sostenuta soprattutto dalla domanda estera e dalla spesa pubblica, in particolare quella destinata agli investimenti, più 27,2%. Anche i redditi e i consumi delle famiglie sono cresciuti, sebbene in misura modesta, più 0,8%. Positiva la dinamica delle costruzioni, vola il mercato immobiliare residenziale con transazioni cresciute del 5,7% e i prezzi degli immobili saliti del 4,6%. La movimentazione di merci dei porti di Trieste e Monfalcone è cresciuta dell'1,8%. Mercato del lavoro che tiene su livelli sostanzialmente di disoccupazione frizionale. Nel settore dei servizi la crescita è un po' più eterogenea, il turismo è andato direi molto bene.